Benvenuti con una nuova puntata di Un quarto d'ora con, questa sera negli studi di Verona Network, il deputato Marco Padovani, Fratelli d'Italia. Benvenuto. Grazie, buonasera a voi, buonasera ai vostri ospiti. E come sempre il direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, bentornato all'onorevole Padovani qui nei nostri studi. Lei fa parte della maggioranza, il partito della Premier Giorgia Meloni, una legislatura questa segnata da un governo stabile e forte. A che punto siamo? Come vanno i lavori parlamentari e anche magari di cosa si è occupato lei finora? Beh, devo dire, avete già anticipato voi sulla solidità di questo governo, un governo che a distanza di 2 anni e mezzo ha un consenso per quanto riguarda i sondaggi, per quello che possono valere i sondaggi, di circa il 30%. Questo la dice lunga effettivamente su quella che è la durata, la capacità di questo governo, di tutto il centrodestra unito, perché ritengo che la forza di questo governo è sicuramente della Premier Giorgia Meloni, ma sicuramente anche di un'unità di centrodestra a livello nazionale. Ecco, lei è anche nella Commissione Difesa, insomma sono tempi particolari per questo tema. Tempi particolari, sicuramente difficili, impegnativi, anche per quanto riguarda il nostro governo, per quanto riguarda il Ministero della Difesa, la Commissione Difesa in cui io ho l'onore di essere presente, e anche del Ministro degli Esteri. Una situazione particolare che, aggiunta già il conflitto con l'Ucraina e la Russia, poi si è aggiunto anche Gaza, quindi quel periodo anche con l'Iran. Però devo dire che anche dal punto di vista della comunicazione Giorgia Meloni riesce a distinguersi, si è distinta anche a livello internazionale, a livello mondiale, per essere un collante importante con l'Unione Europea e con anche, posso dire, gli Stati Uniti d'America, che in questo momento insomma qualche bizza da parte del Presidente c'è. Però insomma riusciamo in qualche maniera a contenere e arrivare anche a portare dei risultati importanti non solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Appunto, a proposito di Trump, Meloni ha dimostrato anche di essere capace di gestire dal punto di vista diplomatico e istituzionale anche una figura difficile da gestire, appunto come quella del presidente Trump, perché abbiamo visto anche adesso con la politica dei dazi, insomma non guarda in faccia a nessuno. Nonostante questo Giorgia Meloni ha saputo in qualche modo dare disponibilità da una parte, ma dall'altra anche a dire la propria. Assolutamente. In questo periodo aver fatto un confronto diretto, uno scontro frontale, non avrebbe portato nulla, come invece la Francia avrebbe voluto fare. Devo dire che questa politica di contenimento da parte di Giorgia Meloni, staremo a vedere adesso nei prossimi 15 giorni cosa accadrà, ma devo dire che è la linea di condotta che deve essere adottata e che ci farà guardare con ottimismo anche al prossimo futuro. A proposito di difesa, Rearm Europe, ovvio che è una manovra a livello europeo, questo riarmo imponente, questi 800 miliardi, insomma sono davvero secondo lei anche necessari per tutelare insomma la difesa a livello continentale? Allora, la difesa è un bene prezioso che noi dobbiamo preservare per il nostro paese, per la nostra patria. Sicuramente va incentivata perché per moltissimi anni dal dopoguerra ad oggi noi abbiamo vissuto di rendita sotto l'ombrello degli Stati Uniti d'America. È chiaro che noi dobbiamo vivere anche di luce propria, perché a un certo punto la difesa, ripeto, è estremamente importante. È un riarmo che guarda proprio alla difesa, non all'offesa. Io voglio precisare questa cosa. Nulla andrà tolto ad altre situazioni, come invece da parte dell'opposizione viene detto. Verranno tolte risorse alla sanità, verranno tolte risorse all'infrastruttura, nulla di vero. Noi cercheremo, come è giusto che sia, perché ci dobbiamo mettere al passo anche degli altri paesi europei da sotto questo punto di vista, anche da un punto di vista tecnologico, perché non è più pensabile di avere un esercito che sia un'armata bracaleone, ma deve essere un esercito tecnologico adeguato ai tempi che siamo al giorno d'oggi. Certo. Giorgia Meloni, figura forte a Roma, in Veneto figura forte è quella di Luca Zaia, che però sta chiudendo il suo ciclo dopo 15 anni alla guida del Veneto. Fra qualche mese, manca ancora la data, però fra qualche mese si voterà. Come si riempirà il vuoto lasciato poi da Luca Zaia? Ma sicuramente se noi riproponiamo un atteggiamento che è un atteggiamento positivo anche a livello regionale, come abbiamo fatto a livello nazionale con un'unità di centrodestra, sicuramente noi sapremo riportare e condurre ancora il Veneto all'avanguardia in Italia.
In questo momento è inutile nascondere, ci sono delle scaramucce, però queste scaramucce devono essere superate. E noi come centrodestra, e questo è un appello che faccio a tutti i partiti, dobbiamo ricomporle queste fratture per far sì di riprendere la guida del Veneto in maniera forte e decisa come abbiamo sempre fatto. Solo così, perché questo, permettetemi di dire, che i nostri elettori, che tutti gli elettori vogliono un centrodestra unito. Noi saremo in grado di governare bene come ha fatto Luca Zaia in questi anni, grazie anche all'aiuto e al supporto delle altre forze politiche. Ovviamente mi riferisco a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, a tutte quante le componenti anche civiche che ci sono state a Palazzo Ferrofini, però noi dobbiamo riproporre questa situazione. Se questa situazione la riproponiamo anche a livello regionale, sapremo dare un indirizzo preciso, ben delineato a quella che sarà la nuova figura del governatore del Veneto. Forza Italia appunto qualche fuga in avanti negli ultimi tempi, Fratelli d'Italia potrebbe proporre un nome per la guida del Veneto? Noi abbiamo le credenziali per anche proporre un nome, perché i termini che anche elettorali, numerici che abbiamo nel Veneto parlano chiaro, vero? Noi nel Veneto abbiamo oltre il 24-25%, quindi possiamo sicuramente proporre un nome e mettere sul tavolo un nome. Ma noi non vogliamo sicuramente in qualche maniera prevalere sui nostri alleati, vogliamo fare il bene della coalizione, ma soprattutto il bene dei veneti. E quindi per arrivare al bene dei veneti noi dobbiamo trovare una situazione che sia gradevole per tutti e possa andare bene a tutti. Troveremo una soluzione, ne sono certo. Anche perché le spaccature nella maggioranza, lo abbiamo visto a Verona, insomma, provocano situazioni, perlomeno per la destra, disastrose. Disastrose io ritengo non solo per la destra ma anche per i cittadini veronesi, permettetemelo di dire, io sono di parte, ma sicuramente 2 anni e mezzo con questo governo della città di centrosinistra è una cosa veramente difficile da poter, perché tutti i giorni io ricevo telefonate su 1000 situazioni di difficoltà. Ecco, noi dovremo arrivare a trovare non ci devono essere accelerazioni da parte di nessuno, candidature precoci non ci devono essere in questo momento, troveremo una soluzione, la troveranno anche a Roma, e 1 minuto dopo le elezioni regionali si comincerà a parlare di Verona. Arriveranno le amministrative, no? Dopo le regionali, quindi ecco, sì, appunto in questo modo dovete insomma in questo senso volevo dire, 1 minuto dopo che avremo trovato le soluzioni, che avremo vinto ancora, perché io sono certo della vittoria del centrodestra in Veneto, cominceremo a parlare delle elezioni amministrative di Verona. Il lavoro è tantissimo, la situazione a Verona è peggiorata sotto molti punti di vista, sotto la sicurezza, le infrastrutture, la situazione delle strade, le lamentele sono quotidiane, quindi chi andrà a sostituire l'attuale sindaco della città di Verona avrà un bel da fare. Cosa non ha funzionato nel 2022 all'interno del centrodestra e appunto cosa dal suo punto di vista non dovrà ripetersi nel 2027? Ma l'ho anticipato poc'anzi, devo dire che la rottura che c'è stata tra il sindaco uscente, allora Federico Sbuarina, e questa accelerazione che ha fatto allora non era Forza Italia, che aveva fatto Flavio Tosi, ha portato a uno scontro frontale che ne ha beneficiato sicuramente il sindaco Tommasi, che inaspettatamente, credo anche per lui, si è ritrovato a dover guidare questa città. Ripeto, noi non possiamo permetterci un altro errore di questo tipo e Fratelli d'Italia sta lavorando, vuole lavorare per cercare unità, nessuno deve accelerare, nessuno deve fare fughe in avanti, dobbiamo trovare una soluzione che sia efficace, ma per il bene di Verona, non tanto per il bene dei singoli partiti. Per quanto riguarda il governo della città, una misura simbolo insomma, della maggioranza Tommasi è sicuramente essere riusciti a portare avanti la filovia. Su questo c'era stato nella giunta precedente di cui faceva parte qualche difficoltà e c'erano state difficoltà o erano altri problemi? Guardate, su questa cosa non sono tanto d'accordo, nel senso che la filovia era arrivata a un punto tale che come ci fosse stata una biglia messa in discesa. Chiunque sarebbe arrivato aveva necessariamente, c'era la condizione per poter proseguire. È vero che con l'amministrazione Sbuarina c'erano state delle situazioni di stallo, ma dovute a questioni proprio tecniche legate ai lavori.
chiunque, ripeto, avesse guidato la città avrebbe portato avanti la Filuvie, non ha nessun merito, lo dico convinto e sicuro di quello che dico in questo momento questa amministrazione. L'unico merito è stato aver avuto la pazienza e ha portato avanti questo lavoro, ma come tantissime altre situazioni che noi avevamo, che questo sindaco si è trovato. In questo momento, proprio in questi giorni, ci sono i lavori su Viale Piave, lavori che sono stati finanziati dalla passata amministrazione, Viale Venezia, rifacimento di Viale Venezia, dovuti alla passata amministrazione, cioè quindi la giunta Tommasi si è ritrovata finanziamenti, situazioni in cui doveva solo raccogliere. Ecco, chi dice che questa è una giunta che ha portato avanti i lavori, che ha fatto i lavori, no, li ha portati avanti grazie a quello che era stato fatto precedentemente. Devo dire che è vero che ha portato avanti i lavori, un'altra questione che solleverei è quella di dire che li sta portando avanti in maniera confusa. Molte situazioni andavano pilotate in maniera diversa anche dal punto di vista della viabilità. Magari qualche lavoro doveva essere sospeso e ripreso. In questo momento ci ritroviamo con una serie di cantieri aperti che stanno creando difficoltà alla cittadinanza. È stato anche assessore alla sicurezza, che è uno dei temi su cui l'opposizione ovviamente tallona il sindaco Tommasi e la sua giunta. Se fosse di nuovo, facciamo un esperimento mentale, di nuovo assessore alla sicurezza oggi, come si muoverebbe? Quali sarebbero le cose secondo lei da fare? Allora, io ritengo che i cittadini veronesi guardano con molta attenzione alla sicurezza. Io credo che una giunta, un sindaco, l'assessore alla sicurezza deve essere veramente fare una pressione continua sulla città, cosa che noi non vediamo. Una pressione continua nei confronti sono ritornati i lavavetri nelle strade, sono ritornati nomadi che si accampano nel centro storico della città. Proprio qualche giorno fa ho avuto modo con dei vostri colleghi di fare un intervento legato a una situazione di anomalia che si sta creando nella zona di Piazza Renato Simoni, perché una decina, forse più di 20 persone dormono sotto i portici di Piazza Renato Simoni, creando scompiglio, creando preoccupazione tra i residenti della zona. Ecco, un'amministrazione deve fare pressione continua. Poi chi mi viene a dire signori, voi siete al governo, io voglio ricordare che il centro-sinistra a livello nazionale ha votato contro il decreto sicurezza. Fortunatamente che è stato, ricorderete, un decreto che è stato votato dal Parlamento circa un mese fa e che dove venivamo accusati di aver adottato delle misure troppo restrittive. Allora, le misure restrittive servono, devono essere adottate perché la situazione nella città è peggiorata rispetto agli ultimi anni, quindi ma senza ombra di dubbio. Oltre alle questioni della sicurezza, del decoro, quando la incontrano i cittadini, cosa le chiedono? No, veramente mi dicono i cittadini quando tornate. Questa è la prima, scusate se mi permetto di dire questa cosa, e quindi mi chiedono, soprattutto dal punto di vista però sulla sicurezza, sicuramente questioni legate a maggior controllo, a maggior visibilità. Mi chiedono la necessità di avere maggior polizia locale, maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Mi chiedono soprattutto la situazione delle strade. Voglio ricordare che questa amministrazione ha vissuto di rendita per i primi 2 anni grazie ai finanziamenti che avevamo fatto noi, che avevamo elargito noi come centrodestra. Quindi queste sono le cose che la gente guarda: strade, viabilità, sicurezza. Non servono le grandi opere per ritornare a mettere in funzione una città, servono tante piccole cose. Le grandi opere servono anche magari per guardare al futuro, ovviamente. Certo. Questo è una cosa condivisa da tutte le parti. Domanda di alleggerimento conclusiva: finito il lavoro, finita la politica, cosa fa Marco Padovani nel tempo libero? Allora, Marco Padovani nel tempo libero sarebbe un escursionista da montagna, purtroppo però il tempo sempre è poco, è tiranno. Cerco comunque di poter cogliere qualche attimo per la mia persona, per cercare di, un po' dal punto di vista sportivo, cercare di tenermi in forma. Non è semplice perché la vita tra Roma e Verona, insomma, comporta ad avere sempre i tempi molto molto limitati. Tra l'altro, dicevamo anche con qualche suo collega, con la riduzione del numero dei parlamentari
avete anche molti impegni nelle commissioni, quindi... Assolutamente. Le commissioni sono indispensabili, sono molte, talvolta dobbiamo anche sostituire per necessità, perché alcuni colleghi sono in missione, insomma l'impegno è tanto, dal lunedì al giovedì al venerdì, e poi c'ho Verona, insomma la mia Verona che, lo dico, insomma mi è rimasta nel cuore, quindi la guardo con molta attenzione. Allora grazie al deputato Marco Padovani per essere stato con noi questa Grazie sera. grazie a voi per l'ospitalità. E come sempre grazie al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, grazie onorevole Padovani. Si chiude questa puntata di Un Quarto d'Ora con, vi ricordo di continuare a seguirci su Radio Adige TV, Daily Verona e tutti i canali, anche social, del gruppo Verona Network. Grazie ancora e buon proseguimento.